Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questa nuova serie, la serie del campionato del mondo di scacchi 2013. In particolare stiamo vedendo la finale, Carlsen che era lo sfidante Anand, campione del mondo in carica, che doveva difendere il titolo. Siamo arrivati ridendo e scherzando al gioco 6, abbiamo Carlsen che è in vantaggio di un punto, siamo 3-2 e andiamo a vedere se questa partita riuscirà a rimettere Anand in gioco, se si allungheranno le distanze, se ci sarà un pareggio. Andremo a vedere come andrà a finire. Coi bianchi questa volta c'è Anand che aspetta, sempre il ritardatario, no scherzo, che attende l'arrivo di Carlsen per poter cominciare, dopodiché si parte, via. E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5, Ruy Lopez. Ormai l'abbiamo già vista anche diverse volte all'interno di questa partita. D3, variante di gioco tranquillo, alfiere C5 e ora C3. C3 è un'ottima mossa, serve a prevenire le entrate di cavallo, serve anche in futuro a sostenere la spinta di 4 e allo stesso tempo crea un'ottima casa di fuga per questo alfiere, quindi fondamentale in questo tipo di difesa. Arrocco corto, torre N8, torre N1, A6 minacciando l'alfiere che, come dicevamo, rimane su questa diagonale per potersi rifugiare poi in case come C2. Su B5 alfiere B3 anziché alfiere C2 che è la più giocata, alfiere B3. Ok, l'idea solitamente del nero in questo tipo di situazioni è quella di giocare cavallo A5 seguita da C5. Il problema è che ora su C5 c'è l'alfiere, perché solitamente noi troviamo l'alfiere in E7 che è più tranquilla come risposta, e quindi ora questa idea di cavallo A5 viene meno proprio per l'impossibilità di spingere poi il pedone C5. Viene giocata D6, una mossa anche questa che fa sempre parte dell'apertura. Queste sono tutte mosse di teoria. Alfiere G5 e ora c'è una fastidiosa inchiodatura su questo cavallo. Fastidiosa, è difficile riuscire ora a togliere l'inchiodatura, anche perché l'alfiere purtroppo non può più rientrare. L'unico modo per togliere l'alfiere da qui, mi viene in mente, è giocare H6, l'alfiere andrà in H4 e giocare G5. Troppo rischiosa per una finale del mondo di scacchi? Potrebbe essere. Carlsen gioca alfiere 6 e ora cavallo in BD2. Perché Anand non ha cambiato i pedoni? Perché questo tipo di cattura, che sembra cattiva poiché ci sono i pedoni doppiati, in realtà è cosa buona e giusta. Perché ha aperto la colonna F e rafforza il centro. Ora l'idea è quella di poter spingere in D5 in modo tale da cambiare e sdoppiare i pedoni, quindi non è magnifica come mossa. Per questa ragione torniamo indietro, viene giocata cavallo in BD2, H6 togliendo questo alfiere che va in H4 e adesso è Carlsen che decide di cambiare questi alfieri e anziché catturare di cavallo Anand decide di catturare con il pedone, creando un altro agglomerato di pedoni, ma con l'idea di liberare la colonna per la torre. Ora, che cosa faresti con il nero? Dovresti cercare di liberarti di questa fastidiosa inchiodatura. Come fare? Qui viene il bello. Qui c'è una manovra molto classica in questo tipo di partite, che è questa qui, cavallo B8, e il cavallo poi va in D7, da D7 si connette con l'altro cavallo, la donna ora è libera di spostarsi, anche perché abbiamo visto che il cavallo da C6 non è che poteva fare molto, no? Quindi questa è un'ottima mossa ed è quella che viene giocata in partita. H3, cavallo in BD7, finalmente i due cavalli sono connessi, cavallo in H2, con varie idee, quello di in futuro portare il cavallo in G4 ed aumentare la pressione su questa inchiodatura, ma anche in futuro ovviamente bisogna spostare il re, spingere F4 e fare eruzione verso l'avversario. Donna in E7, ahimè l'inchiodatura rimane sempre perché la donna è sempre sulla stessa diagonale
e ora riposizioniamo anche quest'altro cavallo che ha l'idea di andare in E3 e una volta che questo cavallo sarà in E3 sarà veramente molto forte perché avrà case veramente interessanti. Alfiere B6, mossa di ritirata, che ha l'idea di evitare che il bianco possa in futuro guadagnare tempi con mosse di questo tipo, ma soprattutto B6 con l'idea anche di finalmente poter permettere la spinta del pedone in C5. Cavallo in A3, controllando due ottime case, donna in E6, togliendosi dall'inchiodatura e rilegando la donna bianca alla difesa di questo pedone doppiato debole. Anan decide di togliersi da questa difesa della donna, perciò gioca B4, ottima mossa che sostiene anche bene l'avanzata di questo pedone. A5 comunque gioca Carlsen e ora pedone alfiere. Ok, tutto secondo i piani. Cavallo in H va in G4 e ora alfiere B6. Segue un po' di pulizia sulla scacchiera, alfiere per F6, cavallo per F6, cavallo per F6, donna per F6. E adesso Anan gioca donna in G4. Il computer segnala una leggera imprecisione, avrebbe preferito una mossa di donna D2 o donna E2 in modo tale da rimanere vicino il proprio schieramento che ha bisogno, mentre donna G4 mette sì la donna in una posizione aggressiva, ma adesso ci sono un po' di cosine che possono succedere. Carlsen gioca questa mossa e ora questa mossa. Ovviamente una cattura di torre non era possibile poiché si perdeva l'altra torre, quindi il bianco è stato costretto a catturare con questo pedone. Analizziamo questa situazione. Ancora una volta pedoni doppiati che, ripeto, possono essere un'arma a doppio taglio. Questi due pedoni, per cercare di sdoppiarli in futuro si può spingere in D4, però ora vedremo che Carlsen non lo permetterà perché farà pressione così tanto su questo pedone in E4 che impedirà sempre questo tipo di spinta. Donna E7 è infatti proprio qui. E Anan non può spingere di 4 poiché a seguito di un po' di cambi, per esempio così, facciamo prima questo, così, si perde ovviamente un pedone in questo modo. Ok, torniamo indietro, donna E7, viene giocata torre in F1, la torre si appropria di una splendida colonna e ora C5 lascia un buco su D5 ma allo stesso tempo ha l'idea di continuare a spingere questo pedone per andare a aggredire questo punto debole della struttura dei pedoni. Il re si toglie da possibili diagonali aperte, va in H2, si toglie anche dalla prima traversa, dopodiché quando le torri si saranno tolte dalla prima traversa il re bianco non temerà gli scacchi. C4, eccola la mossa interessante, D4 viene giocata e ora cambio di torri e viene giocata donna in B7, non viene giocata questa mossa qui. Vediamo che cosa sarebbe accaduto su questa continuazione. Il computer dice posizione di parità nonostante il nero ha un pedone in più, anche perché sarà difficile riuscire a spingere questo pedone. Sicuramente Carlsen aveva già visto tutto, non vuole cercare di pareggiare ancora, vuole cercare di allungare le distanze, perciò gioca donna B7 facendo sempre pressione su questo punto ed evitando che la torre possa entrare in posizioni scomode. Torre D1, donna C6, seguono un po' di manovre, donna F5, pedone per D4 e ora per evitare proprio questo tipo di cattura su questo pedone torre per D4, torre per E5 minacciando la donna, ecco i punti deboli in evidenza di entrambi gli schieramenti, donna F3, donna C7, re in H1, un po' di manovre così, siamo in un finale di torri, donna e torri, quindi sono complicati. Donna G4, re in H7, donna in F4, G6,
re in H2, re G7, tutto fila liscio, donna F3, torre in E6, mantenendo sempre la pressione su questo pedone, e il bianco dovrà cercare sempre di rimanere nei paraggi. Donna G3, ok, ora l'idea è: se tu mi catturi questo pedone, io ti catturo quel pedone, e infatti torre per E4, donna per D6, torre per E3, eccolo l'altro, il pedone di vantaggio importantissimo. Cambio di donne e siamo arrivati in questa posizione. 1, 2, 3, 4, 5 pedoni di vantaggio, 5 pedoni e 4 pedoni. Torre D5 facendo pressione ora su questo pedone debole, e torre B7. Siamo in un caso in cui si dice che si ha una torre attiva e una torre passiva, poiché la torre B7 di Carlsen è un po' rilegata alla difesa, mentre questa torre potrà essere molto più versatile. Torre D6, F6. Ok, tanto Carlsen è tranquillo che la torre non può venire a dare scacco, poiché la settima traversa è controllata dalla propria torre. Adesso H4, re in F7 con l'idea di andare a dare fastidio a questa torre, ma ora Anand ci sorprende con una mossa molto interessante che è H5. Ed è su questa mossa H5 che Carlsen ci riflette parecchi minuti. Quali sono le possibilità? 1 è quello di andare a catturare, 2 è quello di spingere in G5, 3 è quello di andare a minacciare la torre. In caso di quest'ultima mossa seguirebbe qualcosa come torre D5, re in E6, la caccia alla torre, torre C5, re D6, torre C8, e ora ci troveremmo davanti a una situazione di questo tipo. Sulla spinta, aspetta che torniamo indietro, a seguito della spinta, che sembra forse la mossa migliore poiché non crea debolezze nella struttura, in realtà il re bianco ora può entrare e fare anche irruzione all'interno dello schieramento. Tieni conto che questo pedone in F5 non potrà mai essere mosso poiché c'è sotto l'altro pedone, quindi è veramente difficile da valutare quest'altra posizione. Alla fine, dopo averci pensato tanto, Carlsen decide di catturare questo pedone. Ok, sì, ho una pessima struttura pedonale, però intanto un pedone in più, che nel finale diciamo non fa mai male. Torre D5 minacciando questo pedone, re G6 tenendosi tutti i pedoncini, re G3, torre B6, torre C5, F5 dando la possibilità al re di crearsi un altro tunnel contro le torri. Re in H4 controllando saldamente questa casa, torre in E6. Carlsen dà in sacrificio questo pedone per avere una torre più attiva. Torre in E4, scacco, re in H3, re in G5. L'idea ovviamente è quella di portare a promozione questo pedone il prima possibile. Torre B8, ora la torre può iniziare a dare scacchi da dietro e attacchi da dietro che sono molto forti. H4, torre G8, e ora se il re si allontana da qui è un po' difficile come situazione. Anche re H5 è difficile come situazione, perché finché la torre rimarrà sulla colonna G il re non potrà mai uscire fuori, però questa è la mossa che viene giocata in partita. Ovviamente la torre prima o poi dovrà togliersi da qui, altrimenti non avrà nessun tipo di attività, e viene giocata torre F8. Anand vuole cercare subito di tappare questo pedone che vuole andare a promozione. Segue torre in F4, torre in C8, torre in G4, torre in F8 minacciando sempre questo pedone, torre G3 scacco, re in H2, re in G5, torre G8, re F4. Guarda che manovre precise come un computer. E ora torre in C8. Che cosa sarebbe accaduto se Anand voleva cambiare le torri? Succedeva questo: tac, scacco, re in H3, re in E3, e adesso Carlsen sarebbe andato ho sbagliato a disegnare le freccine, ad attaccare questi pedoni, e poi dopodiché avrebbe spinto tranquillamente il pedone in C.
poiché il pedone in G avrebbe incontrato due difensori sul suo cammino, uno e quello dopo che era quest'altro, quindi sarebbero stati prima dovuti distruggere dal re bianco e quindi ci sarebbero volute troppe mosse e sarebbe arrivato prima per promozione il pedone in C4. Motivo per cui Anand, che è in svantaggio in questo momento, non vuole cambiare le torri, gioca torre in C8, ma ovviamente qui il nero ha sempre di meglio. Re in E3. Sacrificio di un altro pedone per maggiore attività e per cercare di portare a termine il proprio piano, che abbiamo detto che è questo pedone a promozione. Torre in A4, H3, finalmente si toglie questo pedone sulla strada della promozione del pedone in F4 e ora viene giocata torre G6. C4, anche Anand cerca di andare a promozione, questa mossa non viene considerata la migliore del computer, si preferiva B4, ma qui sono piccolezze veramente da, da campione del mondo. F3, ops, scusami, c'è prima C4, poi c'è F3 e adesso torre A3 scacco, ulteriore errore di Anand, il re si avvicina in E2 supportando la promozione di questo pedone, B4, F2, questo pedone è ad una casa dalla promozione e adesso il bianco dovrà solamente cercare di dare scacco all'infinito. Torre in A2, re in F3, torre in A3, re in F4, torre in A8. L'idea è, se tu ora vai a promozione, puoi promuovere a donna quello che vuoi, io ti faccio scacco e alla prossima ti pappo il pezzo con cui sei andato a promozione. L'unico modo per evitare questa manovra è promuovere a cavallo, dopodiché cercare, dopo che si è mangiato tutto, di portare a promozione quest'altro pedone. Tuttavia, dopo averci pensato un bel po', Carlsen trova un'altra soluzione ancora, che è bam, torre in G1. La torre supporta benissimo la promozione di questo pedone ed è su questa mossa che Anand abbandonò. Come poteva continuare questa partita? Per esempio con uno scacco di torre, re in E3, scacchi, continui scacchi di torre perché alla prossima c'è la promozione. Il re però si avvicina a questi pedoni, scacco, te ne pappo un altro, scacco, te ne pappo un altro e la situazione ovviamente è persa per il bianco. Dunque Carlsen passa in vantaggio di 2 punti, finalmente la sua forza di gioco superiore rispetto al giocatore indiano inizia a farsi vedere e andremo a vedere come saranno andate le prossime partite. Spero che anche questa ti sia piaciuta, noi ci vediamo assolutamente domani, come al solito, con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!